(18:30 quasi), dunque prosegue la nostra edizione straordinaria di fatto con gli ultimi aggiornamenti dei 151 casi in Veneto. Vi ripeto, 70 il cluster di Vo, 5 a Milano, 10 a Venezia, 9 a Limena, 23 a Treviso, 3 Vicenza e da segnare ancora 31. Credo che il governatore Luca Zaia, che tra un'ora sarà qui con noi nello studio dell'Antena 3 come ogni sera per fare il punto su quel che è successo sia nella sede della Protezione Civile di Marghera, dove vedo Ilaria Marchiori inquadrata, giusto per capire anche quali sono le ultime novità. Ilaria, ci colleghiamo con te, cosa succede, che si muove lì da te? Sì, siamo qui in attesa che arrivi il governatore Zaia, che è arrivato qui circa 40 minuti fa, ma non si è fermato perché doveva riunirsi insieme all'assessore alla protezione civile Bottacin e l'assessore Lanzarin. Ecco, assessore, ecco, abbiamo proprio la fortuna di avere qui, trovarla proprio che è appena scesa dopo essersi riunita, l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin, che ci sta proprio raggiungendo. Naturalmente sono giorni concitatissimi. Benvenuto assessore. Sì, cerco di passarglielo subito. Però vai pure tu, vai pure. Momento. Assessore, le passo un momento l'auricolare in modo che lei possa sentire delle domande anche dallo studio. Prego Ilaria. Sì, eccomi qua, sento. Buonasera Assessore. Allora, abbiamo capito Sì, salve, buonasera. che si deciderà domani sulle scuole, Sì. ha detto il Premier Conte. Sì, noi siamo in attesa appunto di capire insomma quale sarà la linea del governo e delle altre regioni. C'è un dialogo continuo, però ad oggi, ad ora, insomma, non c'è ancora nessuna espressione su questo. Ci scrivono in tantissimi, davvero sono preoccupati per l'eventuale, cioè il paradosso è che sono preoccupati per l'eventuale riapertura di queste scuole, perché poi ci dicono i bambini vanno a scuola, chi si deve prendere cura di loro sono i nonni sono i più esposti, quindi la preoccupazione poi è questa. E lascio la parola a Ilaria. No, ma allora è chiaro che quando si parla di apertura delle scuole si parla appunto con un parere da parte della comunità scientifica e quindi con l'attestazione rispetto all'evolversi del quadro epidemiologico e dei numeri, e quindi anche per questo motivo insomma credo che c'è questo confronto molto ferreo e aspettiamo di capire insomma quali che saranno il pronunciamento. Ilaria? Sì? No, lasciamo a te la linea, avevo detto. Vai pure, se devi fare domande anche tu all'assessore. Sì. Intanto... Scusate perché ogni tanto perché ogni tanto va via la linea anche qui, a volte non c'è campo. Diciamo, assessore, questa mattina c'è stato anche l'incontro qui alle 12 insieme a tutti i dirigenti delle ULS del Veneto, hanno fatto il punto sulla situazione, hanno detto che è tutto sotto controllo, domani ci sarà probabilmente anche un incontro proprio qui a Venezia che sarà convocato con tutta probabilità dal direttore generale Dal Ben. Sì, abbiamo fatto l'incontro con i direttori generali per fare il punto della situazione, per capire com'è la situazione nelle singole aziende, nei singoli ospedali per quanto riguarda i presidi e quindi le distribuzioni, insomma, che sappiamo che c'è stato un ordinativo massiccio da parte di Azienda Zero che adesso deve essere distribuito, lo stanno distribuendo, e poi insomma quindi per capire un po' com'è la situazione nelle singole aziende. Quindi sono arrivati i rifornimenti? Sì, sono arrivati, non i totali ordini che sono stati fatti, perché sappiamo insomma che c'è comunque una difficoltà, quindi arrivano dilazionati giorno per giorno. Ecco, anche nei famosi studi odontoiatrici che lamentavano proprio la mancanza di queste mascherine, si sa se sono arrivate, se ora sono forniti completamente?
Ma noi abbiamo dato indicazione che appena arrivano appunto i presidi saranno distribuiti poi da parte dei distretti, e quindi saranno i distretti che distribuiranno ai medici di medicina generale, alla continuità assistenziale. È chiaro che in una situazione di emergenza come questa, in cui sappiamo alcuni presidi, le famose mascherine, non si trovano, c'è un po' di difficoltà, però comunque ci siamo impegnati a distribuirle anche ai medici di medicina generale, quindi i vari distretti si stanno organizzando per questo. Ecco, i prossimi passi, che cosa avete intenzione di fare nelle prossime ore? Ma è chiaro che continuano le riunioni tecniche con la protezione civile, domani probabilmente forse ci sarà anche un punto, pensiamo insomma, politico appunto con il governo per capire appunto quale sarà l'evolversi della situazione. Ormai dovremmo essere le battute finali per capire come evolverà la situazione e che cosa accadrà a partire dal 2 marzo, ma forse anche nel fine settimana. Potrebbero esserci delle novità. Ma io credo che domani insomma per forza di cose la questione deve essere sciolta. Ecco, avete sentito dalle parole dell'assessore Lanzarin, entro domani dovremo avere le idee chiare e sapere con certezza che cosa ci dovremo poi aspettare per i prossimi giorni, quindi per il fine settimana e l'inizio della prossima con la riapertura delle scuole o meno. Va bene, grazie Ilaria Marchiori con l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin. Grazie a voi. Volevo farvi risentire allora, in attesa che credo tra poco scenderà, cioè rincontreremo il governatore Luca Zaia prima del suo arrivo qui negli studi di Antena 3, e allora riascoltare il suo intervento oggi proprio da Marghera con Ilaria Marchiori. Sentiamo Zaia. Abbiamo un dato positivo anche oggi, 133 persone che sono positive, però ricordiamo che abbiamo un centinaio di persone asintomatiche. I ricoverati sono 29, uno più di ieri, però in terapia intensiva solo 8. Diciamo che non abbiamo quel trend di crescita che molti si aspettavano e soprattutto esponenziale. La macchina della sanità sta rispondendo bene, spero che si possa trovare adesso una soluzione per le ordinanze, visto e considerato che non sono ordinanze che firmano i singoli governatori, ma sono ordinanze firmate assieme al Ministero della Salute. Non c'è ancora nessun segnale da Roma? No, ma immagino però che la volta di oggi si chiuda questa partita, spero quantomeno con una validazione scientifica. Si può dare sicuramente un segnale di ripartenza, però ci vuole sempre la validazione scientifica. Domenica scade l'ordinanza, nel caso voi aprite? Ma guardi, se scade l'ordinanza è ovvio che si apre, per non riaprire bisogna che ci sia un'altra ordinanza, e perché ci sia un'altra ordinanza restrittiva o meno restrittiva bisogna che ci sia ovviamente l'Istituto Superiore della Sanità che dia indicazioni. Questo è il modo di procedere ed è quello corretto. State valutando qualche misura per salvare l'economia del Veneto? Ma sai, per salvare l'economia del Veneto bisogna tornare alla normalità, questo è il primo tema. Dopodiché non vorrei che qualcuno in Veneto pensasse che è sufficiente questo, perché purtroppo la campagna mediatica, la pandemia, l'epidemia mediatica che c'è a livello internazionale non ce la toglieremo dai piedi nel giro di qualche giorno, visto e considerato che tutti cercano di occupare gli spazi che noi lasciamo liberi. Le scelte di cambio di modifica su cosa puntano? Perciò potrà essere anche diverso da regione a regione? Ma guardi, no, io immagino che ci sarà una sorta di uniformità di approccio, quantomeno di indicazioni, però la verità è che non sono ordinanze che possono firmare i singoli presidenti di regione, sono d'intesa con il governo, tanto è vero che l'ordinanza portava la firma mia e del Ministro Speranza, e dovranno essere comunque validate dalla comunità scientifica. Per quel che mi riguarda, con i dati di oggi del Veneto, posso dire che assolutamente la situazione è assolutamente sotto controllo. Lei è determinato e vuole riaprire per far ripartire il Veneto. Fontana invece questa mattina ha detto no, è meglio aspettare, predica cautela. Ma la situazione in Lombardia è una situazione diversa per certi aspetti, perché hanno molti più pazienti complicati. Adesso ho sentito della situazione, se è confermata, me lo dovete dire anche voi, della Toscana, che ha oltre 800 casi in isolamento fiduciario. Quindi è una situazione in continua evoluzione, dovremo vedere, io dico che dobbiamo adottare un'ordinanza che poi si cali sui territori, ma che ci sia un'uniformità di pensiero e ovviamente di azioni, e questo lo riusciamo a fare, però ripeto, tutto non prescinde dal fatto che l'Istituto Superiore della Sanità deve darsi delle indicazioni. Ma la scelta di modificare l'ordinanza è perché la situazione è più tranquilla o perché l'ordinanza stava rischiando di creare anche più No, caos? guardi, no, intanto c'è un problema contingente, l'ordinanza scade, quindi da domenica sera alle ore 24 se non si fa nulla si torna alla totale normalità. Se si fanno altre scelte
meno restrittive ma di comunque ancora da sottoporre a ordinanza, bisogna scriverla prima. Presidente, per quanto riguarda la situazione di Treviso, l'ultima domanda, si era parlato insomma, del fatto che c'è parecchio personale sanitario che è risultato positivo e si era parlato di mancanza di personale. Come la si sta risolvendo questa questione? Ma guardi, il tema dei tamponi, gli isolamenti fiduciari e quant'altro stiamo affrontando in tutto il Veneto, non solo a Treviso. Abbiamo già attivato l'assunzione di 215 infermieri e si va avanti in questa direzione, ma la situazione è assolutamente sotto controllo. Contattate il dottor Benazzi, vi darà anche numeri più esatti di tutto questo. Grazie, buon lavoro. Allora, così il governatore Luca Zaia questa mattina. Vedo collegata con noi Valentina Visentì, col sindaco di Montegrotto Mortandello. Vai Valentina. Sì, buonasera Ferdinando, siamo appunto con il sindaco di Montegrotto Terme, Riccardo Mortandello, che oggi ha anche visto le associazioni di categoria anche per fare il punto sulla situazione del comparto termale, che ha risentito insieme a quello dei Colli Euganei enormemente di questa emergenza coronavirus. Sindaco, cosa avete detto oggi e quante sono state le prenotazioni disdette per gli albergatori delle terme? Sì, allora il punto sugli arrivi: c'è stata una flessione delle prenotazioni del 35% con numerose disdette. Ovviamente tutto questo è frutto anche di una comunicazione, a mio modo di vedere, in alcuni aspetti eccessiva, che è stata adatta e che ha messo in preallarme veramente tanti turisti che hanno preferito disdire. È vero altrettanto che ci sono dei turisti che hanno confermato la loro vacanza e che sono anche venuti a trovarmi in ufficio, ad esempio una coppia di tedeschi che vengono a Montegrotto dagli anni 70 e che hanno voluto insomma venirmi a raccontare la loro esperienza, questo in virtù del fatto che c'è chi comunque viene nella nostra destinazione. Poi, sentendo le dichiarazioni del governatore Zaia, forse la situazione da un punto di vista comunicativo è un po' sfuggita di mano a tanti, perché esiste la criticità e questo non va negato, però è altrettanto vero che, a mio modo di vedere, governo, regione e tutti nel loro ruolo hanno cercato in un qualche modo di contrastare efficacemente questa criticità. Poi c'è anche il discorso delle piscine, perché anche ovviamente abbiamo parlato di turismo, di presenze negli alberghi, ma poi c'è anche quel, possiamo definirlo così, turismo giornaliero, cioè delle persone che vanno semplicemente in piscina per una giornata alle terme. Vogliamo rassicurare chi va alle terme che le piscine sono dei luoghi molto igienici proprio per i prodotti che vengono utilizzati? Assolutamente sì, le piscine sono dei presidi di tutela anche da un punto di vista igienico-sanitari. I nostri alberghi adottano dei protocolli veramente rigidi. Ovviamente questo è demandato alle proprietà private, che rispettano in maniera rigorosa tutti i protocolli. Questo per dire che quando andiamo in piscina sappiamo che c'è anche una percentuale di cloro nella nostra acqua, e questo a tutela anche degli effetti che eventuali batteri possono avere. Quindi io voglio rasserenare che nelle nostre piscine termali la situazione è assolutamente sotto controllo, come lo è sempre stata, e di conseguenza questo allarmismo un po' allontanato anche questi ingressi giornalieri. Penso anche alla fangoterapia, che è il core business della nostra destinazione turistica. Di conseguenza adesso speriamo che con il ridimensionarsi anche da un punto di vista comunicativo di questa criticità si possano individuare delle strade per fare in modo che non ci siano più disdette, ma che anzi la nostra destinazione possa acquisire nuovi Valentina. arrivi. Ferdinando, sai qualche domanda per il Sì, sindaco Mortandello che ti può sentire? Sì. Esatto, grazie sindaco, buonasera, ma corrisponde al vero o deve smentire questa notizia di alcuni alberghi che abbiano scelto di chiudere, addirittura considerato l'alto numero di disdette? È falso questo? Allora, alcuni alberghi sono chiusi perché questa non è la stagione, diciamo, alta per quanto riguarda le terme, sono chiusi come lo sarebbero stati. È altrettanto vero che magari in virtù delle cancellazioni, anziché riaprire in una tal data, preferiscono aprire un po' più avanti, ma questo credo sia normale. Molti alberghi funzionano e ad oggi non mi risulta che nessun albergo abbia deciso di chiudere da aperto in base alle cancellazioni, quindi adesso questa informazione ovviamente la verificheremo anche con gli stessi albergatori, però di conseguenza gli alberghi che funzionano. Ha sicuramente notizie migliori, ma davvero un flash le chiedo, sindaco, l'ultima, lei riaprirebbe le scuole, per intenderci, quindi?
Allora, il Comune di Montegrotto Terme ha previsto una sanificazione delle scuole, questo in virtù del fatto che il personale, anche che pulisce solitamente le scuole, è rimasto fuori dalle scuole, quindi c'è necessità di pulire, non tanto per il virus quanto per una normale pulizia delle scuole, quindi noi finché non riceveremo comunicazioni contrarie, lunedì i ragazzi dovranno andare a scuola. Perfetto, chiaro. Grazie Sindaco. Valentina, hai ultime notizie? Grazie a voi, buon lavoro. No, abbiamo, come per quanto riguarda gli aggiornamenti, appunto per quanto riguarda i nuovi numeri di contagiati li avete appena detti voi, quindi noi non abbiamo altre novità. L'unica cosa che ribadiamo è che appunto entro domani dovrebbero essere finiti, dovrebbe essere completato lo screening immunologico sulla popolazione di Vo, e quindi credo che ci sia un quadro più definito per quanto riguarda il cluster di Vo, mentre se non ricordo male il cluster di Limena è fermo sempre alle 8 persone contagiate, tra cui c'è la bambina di 8 anni che però ricordiamo è asintomatica e, come ci ha detto oggi il sindaco di Limena, sta bene e al momento non presenta neanche i sintomi dell'influenza. Va bene, grazie Valentina. Dall'ultimo report della regione Limena conta 9, diciamo, in base a quello che ci è stato riportato poco fa dalla regione. Grazie a Riccardo Mortandello e Valentina Visentin. Vorrei però allora a questo punto, ne approfittiamo, possiamo vedere Pellizzari, cosa c'era lì? Vabbè, Pellizzari prima su quello che ha fatto oggi, quindi nel tentativo di rassicurare il mondo immergendosi in una piscina proprio di questa zona. Qui non si corrono pericoli, è importante che si sappia questa cosa, e il territorio è un territorio sicuro, quindi bisogna continuare ad allenarsi, bisogna continuare a frequentare gli hotel, la vita continua ed è importante questa cosa. Parola di uno che ha spesso affidato all'acqua la sua sorte e la sua salute, scendendo negli abissi da campione del mondo, senza respiratori. Se l'acqua è il luogo più sicuro, più confacente al corpo umano, Umberto Pellizzari va sul fondo della piscina termale più profonda al mondo, a pochi chilometri da Vo, con un emblematico cartello. Le attività economiche sono pronte ad accogliere i turisti che nelle ultime ore hanno preferito disdire la loro prenotazione. Oltre a Pellizzari, ospiti della struttura anche Andrea Zuccari, che ha stabilito il nuovo record italiano No Limits a meno 185 metri, e il giovane apneista padovano Antonio Mogavero. Dobbiamo mantenere la nostra quotidianità, non dobbiamo farci influenzare negativamente da questa paura, da questa situazione un po' di emergenza che c'è, e credo che appunto continuare con le proprie abitudini sia la cosa più importante per evitare di farci prendere dal panico, che è l'ultima cosa che deve succedere. Allora, stiamo cercando di ripristinare un collegamento telefonico, ci arriveremo tra pochissimo. Andiamo a al servizio disdette Pasqua. Ti chiederei, cosa abbiamo qui? È quello? Dimmi pure tu Cristian, se no andiamo col disdette Pasqua, che è quello con Nicola Rossi, e proseguiamo rapidamente perché abbiamo molti aggiornamenti. La sofferenza per il nostro comparto turistico alberghiero è già evidente, le disdette sono delle ferie pasquali, sono già importanti, le aree vicentine, padovane hanno già perso la metà delle prenotazioni per arrivare a punte del 100% quasi nelle aree sul litoraneo. Invito tutti a non farsi intimorire da qualche titolo dei giornali forti, perché i nostri alberghi sono funzionanti, attivi, le nostre piscine funzionano, sono clorate, quindi gli aspetti igienico-sanitari sono tutelati, si può fare la fangoterapia. Quindi è una situazione critica dove devono emergere, più che i messaggi negativi che incutono terrore nelle persone, i messaggi di positività. La mediaticità di questo evento fatto su scala internazionale ha portato una percezione sbagliata di com'è la situazione nel nostro territorio. Io voglio ribadirlo, il nostro territorio è un territorio aperto, non c'è zona rossa, quindi invito tutti a dare i segnali positivi, i segnali che devono corrispondere all'effettiva realtà delle cose. Allora, abbiamo in linea Matteo Zoppas, che ringrazio, imprenditore. Buonasera, ben trovato. Zoppas, adesso cominciamo a vedere i dati e va veramente male. Si aspetta un decreto da parte del governo, lo abbiamo detto. Che succede da ora in avanti secondo lei? Perché recuperare questa condizione è durissima. Mi scusi, era andata via la linea all'inizio della chiamata. Buonasera a tutti. Buonasera Zoppas. Dicevo,
La situazione ora è veramente dura, si attende questo decreto da parte del governo che non riguarderà solo le zone rosse ma per esempio l'intero Veneto eccetera. Di cosa c'è bisogno? Lei che ha per lavoro rapporti con tutto il mondo, ha visto come siamo percepiti, quanto ci metteremo per riprenderci da una situazione di questo tipo? Allora, innanzitutto è opportuno capire che ci sarà bisogno di una grande obiettività e di un grande equilibrio rispetto a quello che è la realtà della situazione che nessuno di noi ad oggi riesce a capire. La nostra percezione è che ciò che è successo in Cina e vedere la reazione che ha avuto la Cina rispetto a questa, diciamo, se possiamo chiamarla epidemia o influenza, qui è appunto il nocciolo del problema, vedere la reazione che ha avuto ha fatto sovrastimare probabilmente, dico che non sappiamo a che cosa stiamo andando veramente incontro, un virus senza poterci dare una vera dimensione. Vedendo la Cina è una cosa molto allarmante perché non si è mai vista una... L'abbiamo persa. Pronto? Va bene, allora abbiamo perso... Ecco qua, Presidente, sì, prego. È chiaro che la Cina non aveva coscienza di quello che stava succedendo, per cui ha avuto un'azione estrema per mali estremi. Ora che il mare forse è più ridimensionato, avere la stessa reazione della Cina forse non è necessario, però l'informazione del ridimensionamento da parte della Cina probabilmente è tardata ad arrivare. Oggi abbiamo subito reagito in modo importante perché si è creata anche questa sovrastima della pericolosità. È probabile, sono tutte cose dove ci devo dire, io non sono un medico, non ho una scienza dietro a quello che sto dicendo a supporto e quindi quello che vedo è semplicemente che i messaggi che arrivano dall'OMS, che arrivano dalla politica, che arrivano invece dai media sono distonanti e discostanti e quello che sta succedendo è che si sta creando un grosso clima di sfiducia e di diffidenza nei confronti innanzitutto dell'Italia, in particolare del Veneto. Viene confuso il Veneto con la zona rossa e quindi quando noi imprese chiamiamo all'estero per dire veniamo a trovarvi, ci dicono no, rimanete a casa almeno finché non è più chiara la situazione. Spesso abbiamo avuto delle cancellazioni di visite di nostri clienti, di nostri fornitori o comunque di partner che volevano venirci a trovare. Certo è che la maggior parte delle cose si possono risolvere anche telefonicamente, ma ci sono tante attività che possono essere indispensabili e per certe attività anche vitali che vengono a cessare. Presidente, allora le chiedo però davvero in un tweet, qui addirittura il consorzio Grana è costretto a dire che il grana che ora si sta vendendo nel mondo è sicuro perché è nato prima del virus, quello che si sta facendo adesso sarà consumato a fine anno, pur sapendo che il prodotto non può essere contagioso, quindi siamo al delirio veramente, siamo costretti a dire queste cose. Ma le chiedo un tweet davvero perché ho la pubblicità. Di cosa c'è bisogno adesso? Perché il governo pensa a questo decreto, il mondo delle imprese, il mondo produttivo, che vuol dire posti di lavoro, di cosa ha bisogno? Noi abbiamo bisogno di prudenza nelle dichiarazioni e nelle comunicazioni. È chiaro che quando si parla di potenziali decessi bisogna usare una grandissima prudenza nel lato opposto, però non bisogna gincatire una bolla quando non ce n'è bisogno. E quindi la politica sta già facendo marcia indietro, per fortuna sta dando un segnale forte. Sì. La mediaticità va usata veramente con le pinzette, ma purtroppo si stanno creando fake news su fake news e quindi bisogna ridimensionare il problema a quello che è veramente. Le faccio un esempio: noi fino all'altro giorno in diverse aziende non sapevamo neanche o pensavamo che trovare un infetto all'interno dell'azienda significava chiudere completamente tutta l'azienda. Facendo delle indagini con dei preposti della sanità ci hanno detto non per forza questa è la situazione, anzi in alcune situazioni si è semplicemente fatta un'indagine su chi era venuto a contatto con la persona, si sono fatti i tamponi e c'è stata una continuità aziendale. Quindi questo purtroppo non corrisponde a quello che si sta raccontando in giro per il mondo. Ridimensioniamo l'informazione, ridimensioniamo
ciò che è il vero impatto che può succedere, e probabilmente anche questo panico totale che non ha senso di esistere. Va bene, grazie davvero Matteo Zoppas, grazie, buon lavoro. Noi proseguiamo, volevo far vedere, andiamo a Vicenza con questo servizio e vediamo se riusciamo a collegarci dove sta parlando Zai adesso a Marghera. Fatemi sapere, vediamo il servizio. Primo sono 4, per secondo 30, terzo 30, 20, 10, 30. Sono tutte le persone? Tutte persone, 15, 4, 9, 3, 4, 20. Tutte che tornano in Cina. Torna in Cina. Una chat in comune dove chi intende rientrare si iscrive. Obiettivo, ci spiega Matteo Chiu, rappresentante della comunità cinese di Vicenza e del Veneto, a raggiungere un numero sufficiente per fare un unico volo di cittadini cinesi per tornare in patria. Da quando è scoppiato il caso coronavirus, la comunità cinese ha visto piano piano svuotarsi negozi, ristoranti, centri massaggi e saloni di estetica. Con i recenti casi italiani e veneti attorno a loro si è fatto il vuoto. La nostra attività sarà sia all'istante, bar, anche grossista di Padova, quasi vuoti e non c'è nessuno, e di solito venerdì, domenica lì pieno gente e vuoti, tutti sarà intorno, in grossista sarà 7-10 persone. Scarseggia ma anche il lavoro, mentre ci sono dipendenti da pagare, costi da sostenere, tasse che incombono, e allora che fare per contenere le perdite? Chiudere. Chi in vetrina ha messo il cartello con scritto ferie, chi ha chiuso e basta. Vi siete messi in ferie? Sì, perché per fare diminuisci le spese è meglio chiudere, tenere fermo, così magari quando passa sto coronavirus dopo li apri. La paura e la psicosi da contagio ha relegato la comunità cinese tra gli untori solo perché provenienti dalla Cina, nonostante le rassicurazioni e la profilassi. Questo virus ma non è arrivato portato a tutto il cinese. Hai visto qua cinese o anche su un'altra volta, tutto il cinese viene da Cina, hanno sempre isolata 14 giorni a casa, dopo esci. Ma non capisco perché in maggioranza cinese, quasi tutti i cinesi, se va al supermercato, va a spese o altri centro commerciale, tutto con mascherina, ma gli italiani non hanno abituato a sta cosa qua. Allora, così da Vicenza chiederei se è possibile vedere le immagini della moschea chiusa a Mestre, che sapete l'intervento di cui raccontavamo oggi pomeriggio, non hanno rispettato quanto imposto dall'ordinanza, cioè non ci si poteva radunare per la preghiera, qualsiasi credo religioso fosse, e quindi poi c'è stato l'intervento della polizia locale, ve lo ricordo ancora una volta. No, chiederei prima del prefetto di Belluno se possiamo vedere Tonazzo, sindaco da Padova, per quanto riguarda le ultime novità della giornata di oggi, anche perché c'erano tutti gli aggiornamenti da Limena. Parla anche della condizione della bimba di 8 anni di cui vi abbiamo raccontato molto nelle ultime 24 ore. Vediamo Limena. Sindaco Tonazzo, aggiornamenti sul cluster di Limena, quanti casi ad oggi e come si sta evolvendo la situazione? Allora, la buona notizia è che non abbiamo casi in più, siamo a 7 asintomatici domiciliati in quarantena fiduciaria e 1 ospedalizzato a Padova, quindi questo insomma in qualche modo ci fa ben sperare. La bambina di 8 anni sta bene, ancora asintomatica. Come invece verrà gestita la questione della scuola Petrarca frequentata dalla bimba? Ci mancherebbe, sta benissimo, siamo in contatto con la famiglia, è giusto anche ricordare che sono residenti a Curtarolo, però vivono praticamente a Limena, quindi frequentando la scuola primaria Francesco Petrarca, si deve dire perché a breve andremo a fare appunto un'ordinanza, più che noi la Regione Veneto e noi la faremo rispettare, e quindi la scuola Petrarca sarà chiusa anche la settimana prossima e probabilmente la riapertura sarà il 9 marzo. Attendiamo però l'ordinanza del governatore.
Al momento, per come stanno le cose, da lunedì invece le altre attività del paese di Limena, a differenza di Vo, dove c'è l'altro cluster, il primo cluster Veneto, verranno riaperte, riprenderanno. Assolutamente sì. Allora, diciamo anche che le notizie si rincorrono e Zaia sta chiedendo al Ministero della Salute un coordinamento per far riaprire tutto. Se riaprirà tutto in Regione Veneto, riaprirà anche Limena, perché Limena non è in quarantena, Limena continuano le attività e da lunedì ripartiranno le attività sportive e tutto ciò che ne consegue. È corretto però ricordare che il sindaco deve far rispettare l'ordinanza del governatore, quindi io come tutti i sindaci del Veneto stiamo attendendo il documento firmato dal governatore Zaia e dal ministro Speranza. Al momento, mi diceva, non c'è la necessità di fare i tamponi anche sugli altri alunni della scuola Petrarca, giusto? Sì, anche questo è proprio per tranquillizzare tutti e le persone che sono venute a contatto con il minore positivo sono state messe in quarantena fiduciaria. Non è stato fatto a nessuno il tampone perché sono tutti asintomatici e quindi probabilmente tutti negativi. Questo è ciò che sta disponendo l'ufficio igiene del Dipartimento di Prevenzione. L'ultima cosa, mi diceva che ha sentito la famiglia della piccola, come stanno spiegando anche alla bambina quanto sta accadendo. No, allora io li sento solo perché faccio filtro anche con voi, siamo d'accordo, voi intesi i giornalisti, perché ovviamente ognuno deve fare il suo lavoro. E siamo comunque in attesa di notizie perché la persona ospedalizzata è un parente della bambina, è il nonno, e quindi noi vogliamo sapere come sta il nostro concittadino, veramente nella speranza che vada tutto bene. E comunque ci dicono anche che la minore è assolutamente asintomatica, sta bene, e quindi questa è la notizia positiva e da qui si parte. Il nonno invece è ancora ricoverato, giusto? È ricoverato e quindi è in terapia intensiva e anche lui speriamo che vada tutto bene. Allora, altre notizie, poi ne vedremo ancora nel corso della prossima ora e mezza. In casa nascondeva 18 grammi di chetamina, 65 di marijuana, un giovane di 21 anni agli arresti domiciliari. Parliamo di Castelfranco. Un 21enne di Castelfranco Veneto è stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile per detenzione di sostanze stupefacenti. Il giovane, con precedenti alle spalle, era stato individuato da una pattuglia in atteggiamento sospetto in una delle vie del centro storico. Da una successiva perquisizione presso l'abitazione, i militari dell'Arma sono riusciti a trovare nascosti 18 grammi di chetamina, 65 grammi di marijuana e 6 grammi di hashish, oltre a materiale vario per il confezionamento della droga. Tutto lo stupefacente è stato posto sotto sequestro, oltre a 360 euro di dubbia provenienza. Il 21enne, su decisione della Procura di Treviso, è stato collocato agli arresti domiciliari. Pochi istanti e ascolteremo l'intervista a Luca Zaia, vi aspettiamo.